Taralli dolci di Pasqua. Andiamola a preparare. Salve a tutti, oggi ci facciamo i taralli di Pasqua. Sono taralli di pasta frolla che vengono passati nello zucchero semolato ed infornati. Questi sono tipici napoletani. A Pasqua ognuno ha i suoi taralli, quelli col finocchietto, quelli sale e pepe, quelli bolliti e poi infornati con la glassatura di zucchero, ognuno ha i suoi. Noi abbiamo questi, sono molto semplici in esecuzione. Li faremo con 500 g di farina, 250 di zucchero, 250 di burro, 4 uova, 2 cucchiaini di pasta di limone. Il limone si deve sentire, se non avete la pasta poi comunque vedrete la mia ricetta, ma se non ce l'avete, non l'avete ancora fatta, basterà una bella grattugiata, ci serviranno 2 limoni, una bustina di zucchero vanigliato, una bustina di lievito per dolci e ulteriore zucchero per ripassarli prima di essere infornati. Adesso andiamo all'esecuzione, tutto a mano, tutto assieme. Allora, come dicevo, mettiamo tutto assieme: la farina, lo zucchero, la pasta di limoni, 2 cucchiaini abbondanti ne mette. Sui bordi mettiamo da una parte il lievito, da una parte la vanillina, al centro mettiamo le uova e ci spezzettiamo il burro. Lavoriamo centralmente prima tutti gli ingredienti e poi mano a mano ci raccogliamo la farina. Ecco qua, la nostra pasta è pronta, ci aiutiamo sempre con un poco di farina. Guardate che bella frolla. Allora, io per fare questo lavoro non gli do il riposo, perché devo tutto lavorare con le mani, non devo stendere col matterello, quindi faccio subito i miei taralli. Non li facciamo troppo grandi perché lieviteranno, c'è il lievito per dolci. Allora, faccio il tarallo, lo passo nello zucchero semolato, solo da un lato, che sarà il lato di sopra. E vado avanti, ne faccio altri 2 e vi faccio vedere. Faccio il tarallo, lo passo nello zucchero, lo giro e lo metto sulla placca e vado avanti a farli tutti. Eccoli pronti i miei taralli, adesso andranno in forno. Questi non devono cuocere tanto, devono rimanere chiari, quindi resteranno in forno per 15-20 minuti a 170 gradi. Ecco pronti i miei taralli di Pasqua. Semplici da fare e molto gustosi, tipici napoletani. Buonissimo. Che ci è voluto? Presto? Fatto.